È lo sport di giocare ai videogame in maniera agonistica, da soli, in squadra o attraverso tornei. Funziona come negli sport classici, bisogna allenarsi, avere una strategia, giocare anche per ore. Sono gli e-sport, oggi in voga anche in Italia, ma di fronte c'è uno schermo, la tecnologia, non il campo da calcio, la pista da hockey, l'aria pulita, il sudore sulla pelle. Allora, Società Economica e Panathlon Club propongono un convegno sul tema che parte dalla domanda e-sport, opportunità o nuova filosofia? Lo sport ha sempre fatto uso della tecnologia da quando la tecnologia ha invaso il mondo, basti pensare agli sport più comuni, motociclismo, automobilismo, basti pensare al miglioramento che ha avuto l'atletica attraverso la tecnologia, le piste al tartan, poi le piste, le aste e così via. Oggi rischiamo che con l'avvento, con l'invasione della tecnologia, che l'e-sport ci porti al contrario, cioè che sarà poi la tecnologia a gestire lo sport. Cosa vorreste che uscisse da questo convegno? Siamo aperti a qualsiasi esperienza e trarremo poi le conclusioni dopo il convegno. Noi siamo apertissimi perché se l'e-sport può addirittura rendere gioiosi i ragazzi e quindi non lasciarli per strada ma fargli fare qualche cosa, siamo ben contenti. L'incontro si terrà venerdì 24 alle 10:30 in Società Economica. Modererà il giornalista Enrico Valente. Tra i relatori, esponenti del Panathlon e del CONI, delle scuole, il medico Francesca Sadowski, il giornalista sportivo Italo Vallebella e rappresentanti del mondo e-sport come Davide Strozzi e Maurizio Miazga. La diocesi sarà rappresentata da Don Paolo Zanandreis, responsabile dell'ufficio sport. Noi siamo sempre aperti al dibattito, ci interessa che questo dibattito ci sia, ci interessa anche capire l'aspetto economico della faccenda perché abbiamo avuto notizie in recenti convegni che ci sono state delle persone che hanno investito in società sportive, ne avremo uno perché sostanzialmente vorremmo capire perché ci sono questo tipo di investimenti.